Mm. Si parte. Hello. Guardian people. Yes. I'm a volunteer guide in Nara. I hope you visit Nara. Vedete quell'ornamento lassù in cima? Dovrebbe essere una protezione, un portafortuna contro disastri naturali e incendi. Però effettivamente funziona un po' come un parafulmine e ha preso fuoco circa 5 volte. E poi niente, ci sono i cerbiatti. Vedete quelle code di pesce là sopra, d'oro? Ecco quelle. La mia amica guida mi ha spiegato che sono dei simboli portafortuna contro gli incendi. Avete presente quando volete fare una cosa grande? Ecco, ma più grande. Bentornati, eccoci qua. Ci troviamo a Nara, abbiamo detto, ma forse qualcuno non sa dove si trova. Ebbene, è situata tra Kyoto ed Osaka, un po' più vicino a Kyoto però. E nei viaggi organizzati dalle compagnie di viaggio è sempre inclusa nel pacchetto, direi per ovvi motivi. Pochi sanno però che Nara è stata capitale prima di Kyoto ed il parco, che è l'attrazione principale, è enorme. Si può passare una giornata intera girando lì dentro. E per questo vi do un consiglio: trovate in qualche modo una mappa del posto. Mille Miglia solitamente utilizza Google Maps, ma in questo caso non è sufficiente perché tutte le stradine e i percorsi interni al parco ovviamente non sono segnati. E un altro consiglio, dato che oggi sono in vena, è quello di parlare con le guide volontarie. Sono persone che si dedicano, nel tempo libero, o magari perché in pensione, ad aiutare i turisti a comprendere i luoghi e le attrazioni del posto. Boh, adesso direi basta con i consigli. Godetevi questi colori, guardate che arancioni. Tra l'altro il colore del mio borgo. E guardate che strutture, sapevate che la maggior parte di esse è fatta ad incastro? E la leggenda sui cerbiatti la conoscete? Si racconta che nell'VIII secolo, quando è stato fondato il Kashima Shrine, sia stato invitato un dio a presenziare alla cerimonia, e questo dio è arrivato proprio cavalcando un cerbiatto bianco. E da quella volta i cerbiatti sono stati protetti e rispettati, come se fossero dei messaggeri divini.
La lezione del giorno è questa: se mangi solo cracker poi fai la cacca a pallini. Ve la spiego che in effetti non vi ho fatto vedere. L'unico cibo per i cerbiatti è una specie di cracker rotondo che si può acquistare in alcune baracchette qua attorno. E dov'è che andiamo adesso? Osaka, esatto. E se avete riconosciuto la canzone iniziale, scrivetela nei commenti!